Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. A cura del centro missionario della diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantonna. Tutti lo abbiamo letto tra le medie e la seconda superiore. C'è chi ne conserva un buon ricordo e chi invece l'ha odiato da subito e lo odia ancora. Stiamo parlando del romanzo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Tra le immagini che restano più impresse ai lettori anche dopo tanti anni, vi sono sicuramente le lunghe pagine che l'autore lombardo ha dedicato alla Grande Peste del 1630. Interi paesi svuotati, Milano ridotta a una città fantasma, la scena straziante della piccola Cecilia che viene adagiata nel carretto dei monati dalla madre morente. Sembrano pagine di letteratura il cui realismo pare ormai esaurito dalla storia. Purtroppo no. Lo scorso anno 3 paesi dell'Africa occidentale, il Sierra Leone, la Liberia e la Guinea, sono state funestate dal flagello del virus Ebola. Oggi siamo collegati con Freetown, la capitale della Sierra Leone. Dall'altro capo del telefono di Pronto Mondo c'è padre Maurizio Boa, giuseppino del Murialdo, originario di Treviso, presente in Sierra Leone, per molti il paese più povero del mondo, fin dal 1996. Qualcuno forse se lo ricorderà, padre Maurizio, che per 8 anni è stato a Padova una trentina di anni fa nella parrocchia di San Pio X alla Stanga. La qualità del collegamento non è delle migliori, ma elettricità ed internet sono dei lussi a Freetown. Perdonerete qualche interruzione o qualche perdita del segnale. Prima di collegarci, però, vogliamo risalire alle origini della chiamata alla vita missionaria di padre Maurizio, una vocazione nata in seno alla famiglia dei Giuseppini del Murialdo. Riconoscerete l'albero dai suoi frutti, ci ricorda il Vangelo di Matteo. E noi aggiungiamo che per conoscere davvero l'albero bisogna scavare fino ad osservarne le radici. Le radici di questo albero risiedono in Leonardo Murialdo, nato il 26 ottobre del 1828 a Torino, in una famiglia particolarmente agiata, ma rimasto orfano di padre molto presto. Cresciuto in collegio, sente la chiamata al sacerdozio. Superato un momento di sbandamento, Leonardo diventa sacerdote il 20 settembre 1851. Impegnato fin da subito negli oratori, incrociò e collaborò con Don Bosco. Dopo un periodo di studio a Parigi, Don Murialdo fonda nel 1867 la confraternita laicale di San Giuseppe per aiutare la gioventù povera e abbandonata e offrire a questi ragazzi la cosa più importante, il futuro. Il 19 marzo 1873 fonda la Pia Società Torinese di San Giuseppe. L'ultima parte della sua vita è marcatamente sociale. Lotta per i diritti dei giovani lavoratori, per la difesa degli operai. Fonda La Voce dell'Operaio, divenuto poi La Voce del Popolo, il settimanale diocesano di Torino. Dopo la morte di Leonardo Murialdo nel 1900, ben prima che Paolo VI nel 1970 lo annoverasse alle schiere dei santi, i murialdini si estesero in tutto il mondo, con lo stesso slancio missionario che nutrirono per i giovani dei quartieri di Torino, pronti a portare speranza e futuro ai giovani di tutta la terra. Pronto mondo? Carissimi amici di Pronto Mondo, oggi siamo in collegamento con Freetown in Sierra Leone. Ci parla Don Maurizio Boa, un giuseppino del Murialdo, missionario in Sierra Leone. E la sentiamo un po' distante, ma eccoci qui. Grazie, padre Maurizio. Grazie, buongiorno a tutti voi. Sono contento di poter parlare della mia esperienza qui in Sierra Leone. Con gli amici di Padova. Padova, io ho lavorato per 8 anni nella parrocchia San Pio X alla Stanga. Sì, penso che la mia vocazione africana sia un po' nata in quella parrocchia perché proprio in quegli anni la congregazione dei Giuseppini ha deciso di aprirsi per una missione nuova in Africa e propriamente in Sierra Leone. Quindi con la
Personalmente con il cuore io sono in Sierra Leone anche dal 1980, anche un po' prima. Già appena se ne stava parlando ho cominciato ad interessarmi della Nasicura Missione, che poi ho seguito sempre nei primi sviluppi, coinvolgendo le parrocchie dove sono andato a vivere. Ecco. Finalmente poi nel 96 sono approdato in Sierra Leone e non ho avuto il tempo di guardarmi attorno per vedere cosa potevo o dovevo fare, perché la guerra stava già programmando per me la mia attività futura. La vita nei campi profughi di Clay Factory, di Giui, di Waterloo, di Approved School, Moritown poi mi ha aperto gli occhi e il cuore sulla situazione di paura, di povertà, di miseria della gente e non ho potuto stare a guardare senza lasciarmi coinvolgere, soprattutto dai ragazzi amputati. La guerra ha creato terrore, soprattutto dai ragazzi che si sono trovati improvvisamente senza mani, senza gambe, senza occhi. Lei se l'aspettava questa chiamata alla vita missionaria quando è entrato nella congregazione del Morialdo? Ma diciamo che la vita missionaria è sempre stata presente nella mia vocazione, era un mio desiderio grande, sì. Il desiderio missionario è nato con la vocazione sacerdotale, insieme, insomma, non mi sono mai visto prete senza essere anche un po' missionario. La differenza più importante qual è al di là di tutto? La mia vita è la vita da prete qui ed era una vita da prete in Padova, prima Viterbo, Treviso, dove sono stato, nelle parrocchie dove sono stato. Mi sono sempre occupato un po' dei giovani, qui però è diverso perché mi sono trovato immediatamente in una situazione con una povertà estrema, non ho avuto il tempo di pianificare, mentre quando ero nelle altre parrocchie potevo fare un piano. A quest'epoca facciamo il catechismo, poi andiamo ai campi scuola, poi facciamo questo. Qui non ho avuto il tempo neanche di guardarmi attorno, perché dovunque udivo il richiamo forte a donare tempo ed energie alle vittime della guerra. Devo dire alcuni esempi. I can't fix myself, non posso pisciare da solo. È Genco Sisè che entra in chiesa disperato in cerca di un aiuto per un urgente bisogno corporale. È senza mani, senza tutte e due le mani ed è giovane. I ribelli li hanno tagliate tutte e due. Un'altra, hanno gettato la mano della mia bambina ai cani e la madre disperata, anche lei senza una mano, che continua a ripetere un ritornello amaro, descrizione di un gesto che per sempre ormai ha fotografato nella sua mente e nel suo cuore. Il terribile momento in cui i ribelli hanno tagliato la mano della sua bimba a 6 anni e l'hanno gettata ai cani. E poi Emma, e tutti gli altri bambini che ora vivono nelle case famiglia Morialdo qui in Freetown in cerca di un futuro che li veda da protagonisti. Certo, diciamo che qui l'impatto, la mia vita sacerdotale ha subito per forza più un impronto social worker, ecco, diciamo così, di impegno per gli altri, di impegno immediato, necessario, soprattutto per questi bambini giovani che hanno subito la guerra. E vedi, una volta quando ero parroco, viceparroco, animatore di gruppi, mi pareva di fare il massimo volendo bene a tutti quei giovani che mi circondavano. Era una vita piena e felice e dedicata, ma poi alle 6-7 di sera, a volte a mezzanotte, quelli se ne andavano a casa e portavano i loro concreti problemi in famiglia. Ora invece questi qui li portano a me e mi chiamano padre, ma quel padre non è più un titolo di rispetto e basta, è il segno del loro sentire il mio coinvolgimento nella loro vita. Se è un lavoro che faccio, posso dire di fare il padre e mi accorgo ogni giorno di più che essere buon padre è difficile. Attualmente dove si trova? Dov'è che ha la possibilità di fare il padre? Ecco, vedi, io sono in una comunità religiosa giuseppina, siamo in 4 preti e un confratello chierico. C'è una grande scuola, c'è una grande parrocchia. Io la mia attività pastorale vera e propria la faccio al campo profughi di Waterloo, dove c'è la mia chiesa, Christ the King Church, ma soprattutto vivo per le case famiglie che ho costruito con questi ragazzi poveri, abbandonati, amputati. Ecco. Ci sono 3 di queste case famiglie in cui questi ragazzi cercano di costruirsi un futuro da gente autonoma. Alcuni sono ciechi, sordomuti, senza mani, senza gambe, poveri, senza nessuno alle spalle. Il posto giusto, proprio il nome giusto dove si trovano queste attività, cioè Kissy Low Cost, che è in periferia di Freetown, e Allentown, villaggio in periferia di Freetown. Don Maurizio, noi torniamo tra pochi istanti, una breve pausa e saremo di nuovo da lei. Sembra stia rientrando definitivamente solo in queste settimane la terribile epidemia del virus Ebola, che
che dal mese di dicembre 2013 ha colpito quasi 30.000 persone, uccidendone, secondo gli ultimi dati di fine giugno 2015, 11.193. Dati, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sottodimensionati a causa del crollo delle istituzioni nei paesi colpiti. Ebola, entrata nell'immaginario comune per via dei paventati rischi di pandemia, è una piaga ben presente in Africa fin dagli anni 70. È un virus che non si propaga così facilmente, ma quando ti raggiunge spesso ti dilania tra febbri emorragiche e piaghe orribili. Il virus Ebola si è diffuso nei primi mesi dell'anno scorso nell'Africa occidentale. 3 i paesi colpiti essenzialmente: la Liberia, la Sierra Leone e la Guinea. Casi sporadici e contenuti in Nigeria e in Mali. Data l'altissima mortalità, dove la malattia ha colpito, ha decimato intere famiglie. Questo è avvenuto in modo particolare nei campi profughi e nei quartieri sovrappopolati e afflitti da varie forme di povertà, assistenza di risorse idriche e sottoalimentazione. Fondamentale il contributo di realtà benefiche come il QAM ed Emergency, chiamate con i loro uomini a ricostruire interamente un sistema sanitario, a spiegare come riconoscere i sintomi della malattia e a dare il contributo alla ripresa della normalità. Per la Sierra Leone, che ancor prima dell'Ebola annoverava tra i suoi titoli anche quello poco gradito di paese più povero del mondo, sarà un cammino lungo, lunghissimo. Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. Siamo di nuovo in collegamento con Don Maurizio Boa, un missionario dei Giuseppini del Murialdo in Sierra Leone, dalla città di Freetown. Lo sentiamo un po' distante come audio, però è qui con noi e ci sta condividendo con noi la sua testimonianza. Uno scenario di povertà, un paese a maggioranza islamica, un paese africano piccolo ma che cammina verso una stabilità che forse ancora non ha raggiunto. Il suo primo impatto con questo paese qual è stato ancora nel 1996? Il primo impatto è stato un impatto piuttosto difficile e pericoloso, perché c'era la guerra in atto. Avevo paura a quell'epoca, avevamo tutti paura. Non c'era salvezza attorno a noi, solo pericolo e morte, più per la gente, a dire il vero, che per noi. La gente è stata brutalmente assassinata, le case bruciate, i giovani, i vecchi, sono state tagliate in mani, tutto è stato rubato. La gente rimaneva a scappare per salvare la vita. Ma durante questa guerra avevo la forza di tuffarmi in mezzo a questa disperazione della gente, del loro dolore. Avevo la forza di accoglierli. La povertà è grande. Per parecchi anni la Sierra Leone è stato l'ultimo paese al mondo nell'indice dello sviluppo umano. Già in luglio l'ONU emette il verdetto sullo sviluppo umano. Così amaramente i titoli giornalistici dicevano: dopo di noi gli animali della foresta. È veramente incredibile che un paese che potrebbe vivere dignitosamente di proprie risorse sia costretto a chiedere l'elemosina per la sussistenza della propria gente. Così quotidianamente mi trovo a che fare con la fame, malattie, l'Ebola poi è stata tremenda, la povertà più estrema. So bene che altrove l'abbondanza diventa spreco, medicine, cliniche sofisticate, dottori curano anche malattie immaginarie. Qui no. Paradossalmente la ricchezza dei poveri, l'oro, i diamanti, la bauxite, il ruttilio che esistono in abbondanza sotto questa terra, diventano la loro condanna, la causa della loro sofferenza. Stritolati come sono, come dire, da forze che si combattono per lo sfruttamento di queste ricchezze, la primazia del potere. Ha parlato di Ebola. Chiaramente da noi nell'Occidente l'Ebola è scoppiato come caso mediatico quando hanno iniziato ad ammalarsi gli occidentali. In Africa alcune piccole epidemie si sono già registrate in questi decenni, quindi un caso antico. In Sierra Leone l'emergenza del 2014, che permane ancora adesso e continua a mietere vittime, come è stata vissuta da lei? Non parlo di Ebola, parlo di un posto preciso. Per sentito dire conosco Ebola, tutte le altre parti della Sierra Leone, ma Devisu, proprio perché sono stato testimone oculare,
e ho potuto e ho dovuto intervenire per aiutare. Parlo del campo profughi di Waterloo. Era un campo profughi di Waterloo. Morabai, sono circa 50.000 persone, ma chi è stato poi, chi ha potuto vedere, anche parecchi padovani ci sono stati, sanno che cos'è. Ebola è scoppiata dopo la prima quarantena, dal 19 al 21 settembre del 2014. Il governo ha decretato tutta la Sierra Leone per vedere di interrompere il contagio, ha decretato una quarantena. Ora, capite, quarantena vuol dire dove vado a prendere l'acqua, che l'acqua non arriva mai in casa, devo andarla a prendere sempre nei pozzi, a volte lontani, i mercati sono lontani, non ho la dispensa, non ho il frigo, quindi quarantena qui ha creato un problema grosso di sopravvivenza. Va bene, 3 giorni soltanto, direte voi, ma 3 giorni sono lunghi qua, senza acqua, senza cibo, senza niente. Il giorno 21 mi chiamano i responsabili del campo e cosa vedo? Vedo corpi morti sulle strade, vedo pianti, vedo bambini che urlano, che piangono sulle case e nessuno che li consola, nessuno, cioè, case chiuse, nessuno che può uscire, ci sono i militari che controllano, ma non c'è anche neanche nessuno che corre ad aiutare questa gente, che gli porta acqua, che gli porta cibo. Da qui è partita la mia conoscenza immediata, diretta di Ebola, prima di tutto con 2 ragazze, insomma, che ho trovato morte. Erano ragazzine che venivano in chiesa da me la domenica e le ho viste morte in strada, le avevano buttate fuori dalla casa. Adesso su quella casa erano 9 che vivevano, una sola, 13 anni, ed è con me in casa mia, gli altri morti. Ci sono 134 orfani di Ebola solo nel campo profughi di Waterloo. C'erano case con 20 persone, non ci vive più nessuno. Poi, grazie a Dio, ci siamo mossi. Ho ricevuto una solidarietà insperata e incredibile dall'Italia e abbiamo potuto intervenire immediatamente. Dai 7 casi siamo passati con l'aiuto di Emergency e propriamente del dottor G. Strada a un caso al giorno, e poi pian piano, anche per i mesi è finito, e adesso sono più di 40 giorni circa che nel campo non c'è più Ebola. Ebola ha cambiato i rapporti sociali della gente, non ci si tocca più. Cosa vuol dire non ci si tocca più? Vuol dire che quando io arrivavo ad ir messa in chiesa ero circondato da bambini. Adesso ho paura, anche solo se mi allungano la mano, ho paura io. Voi capite, non c'è più quella confidenza che c'era prima, dare una carezza, una pacca in testa, palla al bambino, niente. Io ho visto un bambino, sono andato da polizia, che cercava di fargli paura per farlo entrare dietro l'ambulanza senza toccarlo. Finalmente una polizia vestita col VPE è arrivata, l'ha preso in braccio e se l'è portato dentro l'ambulanza. Non ci si dà più la pace in chiesa, non ci si tocca più. C'è paura, anche adesso che le scuole sono aperte, ci sono i cartelli non toccarsi dappertutto, quindi è un po' una situazione pesante che stiamo vivendo ancora, ma si sta superando. Credo che nel giro di un mese anche la Sierra Leone sarà dichiarata Ebola free, o almeno speriamo, e che cessi questa paura inconscia, perché il primo impatto con Ebola è la paura, una paura endemica, non sai che fare. Un vuoto che non sai se dove ti siedi, se sei qualcuno che ha ammalato in un negozio, ti lavi le mani una volta, poi entri in un altro, ti lavi le mani un'altra volta, stai attento a non toccare niente. È difficile tutto, è stato tutto difficile. Che cos'è che dà speranza? Quello che dà speranza è, diciamo così, comunità internazionale. Il suo intervento, che è stato un intervento all'inizio lento, ma poi molto qualificato. Ebola correva 9 volte più veloce dell'aiuto, del contrasto prima, ma poi no, è stato qualificato e adesso possiamo dire che c'è questa attenzione internazionale. Mi dispiace per il dottor italiano che lavorava con l'Emergency e che si è ammalato di Ebola. Ne ho parlato giorni fa proprio con i dottori di Emergency e stanno cercando di capire anche loro che cosa è successo, perché attenzioni sono notevolissime, cioè non è che uno va a lavorare nei agency già se non è preparato, no, ogni training per non fare il più piccolo errore, perché il più piccolo errore vuol dire ammalarsi. La diocesi di Padova in questa lotta contro Ebola è stata ben presa attraverso Ronda Carraro e Guam, anche adesso in questo periodo tentando di aprire un importante ospedale a Bessene, l'ospedale di Fate Bene Fratelli. Grazie ancora, Don Maurizio. Grazie a voi, a divertirci. L'appuntamento con noi per Pronto Mondo è alla settimana prossima con un altro viaggio nel cuore della missione.
Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione, a cura del centro missionario della diocesi di Padova.